Strano che Tananai sia pressoché sparito dalla circolazione. Strano perché di Tananai se ne continuano a vedere, ma soprattutto a sentire parecchi. Dal dizionario del dialetto veneziano di Giuseppe Boerio. Tananai, dicesi di persone che parlino insieme confusamente e contendano. Dite un po', non vi sembra la descrizione puntuale e precisa di un qualsiasi talk show televisivo? Chiamatelo alterco, scompiglio, schiamazzo, putiferio, pandemonio, cagnara. Nel Tananai le voci finiscono una sopra l'altra e tutte insieme sopra le righe, creando un grandissimo caos. Ma non è necessario che si litighi, per fare un Tananai basta spettegolare animatamente e a volte basta anche una persona sola. E il se un Tananai vuol dire che è un terremoto, un disturbatore della quiete pubblica. La parola di oggi ci porta nel ghetto di Venezia. In Tananai risuona infatti l'ebraico Adonai, termine col quale si indica il Signore. Da questo Adonai, 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 continuamente invocato dai fedeli in sinagoga, nasce il nostro Tananai, un rumore confuso di suoni, il chiasso di gente che chiacchiera. Cos'è ste Tananai? Esclama uno dei personaggi in Chi la fa l'aspetta di Carlo Goldoni. Ma pur essendo classificata come voce regionale, la parola Tananai si è conquistata un posto anche nel vocabolario della lingua italiana, sempre col medesimo significato di gran confusione. E allora dico io, perché non riprendere ad usarla al posto del più banale e decisamente inflazionato casino? Chissà che bel Tananai che nassaria!